Salve a tutti, oggi festeggiamo San di Sardegna e per la circostanza ritengo opportuno presentare il periodo rivoluzionario sardo e la cacciata dei funzionari statali sardi di Piemonte. Nella seconda metà del XVIII secolo, nonostante il Bugino avesse messo in essere delle riforme, i problemi della Sardegna erano sempre vivi, poiché il sistema feudale era sempre presente. Gli stammenti non venivano convocati da tempo, le relazioni tra sardi indigeni, dunque Sadesologu, e gli amministratori e burocrati sardi di Piemonte erano sempre fredde e diffidenti. In poche parole, i problemi dei sardi dell'isola erano sempre più seri. Non per nulla, nel 1789, i cittadini di alcune ville si erano rifiutati di pagare i tributi feudali attraverso delle azioni eclatanti che avevano portato, anzi per meglio dire, avevano obbligato la milizia ad intervenire per riportare l'ordine. In codesta circostanza avevano preso coscienza i consigli comunali, ricordiamo che i consigli comunali erano composti dai ricchi del posto, contro i diritti dei feudatari tutelati e conservati appunto dalla tradizione e dalla legge, messi per la prima volta in discussione dal popolo. Rammentiamo che nel 1789 in Francia era scoppiata la rivoluzione e sembrava che queste idee non toccassero affatto l'isola del Regno di Sardegna. Ma così non era avvenuto poiché poco tempo dopo anche i sardi diranno la loro. Nel 1792 Vittorio Amedeo II di Sardegna, terzo di Savoia, era in procinto di prendere il trono l'anno successivo, appunto nel 1773, aveva dichiarato guerra ai francesi, coalizzandosi con i prussiani, gli spagnoli e gli austriaci, subendo la vendetta dei rivoluzionari, i quali avevano invaso e conquistato Nizza e la Savoia. A seguire, i francesi avevano indirizzato le loro attenzioni verso l'isola del Regno di Sardegna. Non per niente, il 21 dicembre del 1792, una squadra navale francese era comparsa a Cagliari senza creare tanti problemi in questa circostanza. A questo punto cosa succede? L'aristocrazia sarda aveva convocato autonomamente, dopo 90 anni, gli stammenti, in modo tale da radunare che cosa? Le milizie sarde del Sulugu per difendere il regno. Questa azione aveva rimosso, potremmo dire, le coscienze identitarie nazionaliste senza prendere in considerazione il viceré Balbiano. L'8 gennaio del 1793 i francesi avevano attaccato e conquistato Carloforte, nell'isola di San Pietro, la quale veniva ribattezzata come l'isola della libertà, in cui il giacobino Filippo Buonarroti aveva istituito la Repubblica. A distanza di una settimana, esattamente il 14 di gennaio, i francesi erano sbarcati a Sant'Antioco e il 27 dello stesso mese una flotta comandata dall'ammiraglio Treguet aveva bombardato Cagliari. Bene, ormai l'isola del Regno di Sardegna era sotto la ferma attenzione dei transalpini, i quali il 14 febbraio, questa è una data importante ugualmente, 14 febbraio con 4.000 uomini armati, potremmo dire fino ai denti, avevano preso il controllo territoriale nel litorale del Margine Rosso in Quarto Sant'Elena, in Quarto Sant'Elena. Ma dopo alcune settimane avevano attuato la ritirata in quanto i miliziani sardi li avevano cacciati. Con tanta delusione, il 24 di febbraio i francesi avevano ripreso la via marittima lasciando l'isola del Regno di Sardegna, mentre a Sant'Antioco e Carloforte erano restati circa 800 miliziani. Lo stesso 24 febbraio Napoleone Bonaparte aveva tentato di attaccare la Maddalena, diciamo nel nord dell'isola di Sardegna,
entrando dalla Corsica, ma le cose non erano andate secondo i piani previsti in quanto si era ritirato a causa dell'abbottinamento della corvette francese d'appoggio. Era la notte appunto tra il 25 e il 26 febbraio. Infine, il 25 maggio del 1793 si arrendeva anche la Repubblica di San Pietro, ossia l'Isola della Libertà. A questo punto il valore dei sardi di Sardegna, si era sparso in tutta Europa e soprattutto a Torino, quando i sardi di Piemonte le cose, o per meglio dire, quando per i sardi di Piemonte le cose si stavano mettendo male con i francesi. Come spesso accade, nonostante i sardi di Sulur fossero stati, potremmo dire, dei valentes contro i francesi, i sardi di Piemonte non avevano riconosciuto il loro sacrificio e di conseguenza avevano segnato ancora di più le differenze tra l'isola e il continente. Inoltre, nei sardi locali venivano stimolati quegli ideali di autonomia e la coscienza di essere un popolo subalterno visto da lontano con scarso interesse dai regnanti sardi continentali. In seguito a questi importantissimi avvenimenti potremmo chiederci: ma se i sardi indigeni non avessero cacciato i francesi, forse la storia statuale dell'Italia avrebbe preso un'altra via. Ovvero, oggi saremmo francesi o italiani? Si sarebbe unita l'Italia senza la guida del Regno di Sardegna? Punto di domanda. Allora, tengo a evidenziare che questa mia interpretazione, provocazione, cammina di pari passo con la considerazione di Francesco Cesare Casura, il quale asserisce che, testuali parole, nessuno storico nazionale insegna a scuola o divulga la resistenza sarda del 1793 all'invasione francese, appunto, dall'ammiraglio Tréguier, che non di meno salvò il regno e con esso i destini dello Stato. Beh, adesso non voglio approfondire questa critica e vediamo come agli inizi di gennaio del 1793, prima dell'impresa contro i francesi, i sardi indigeni avevano chiesto al viceré di convocare gli stamenti per discutere la strategia militare da affrontare contro i francesi, ma Balbiano non li aveva presi in considerazione, come era di consuetudine. Di conseguenza lo stamento militare feudale, appoggiato dalla borghesia della città e anche dal clero, si era riunito in modo autonomo. In seguito alla cacciata dei francesi, avendo dimostrato fedeltà al Regno di Sardegna, una delegazione rappresentata da 6 esponenti degli stamenti sardi si era recata a Torino presso la corte di Vittorio Emanuele II di Sardegna, ricordo, terzo di Savoia, per chiedere al sovrano le famose 5 domande, 5 preguntas, le quali rappresentavano un programma politico di qualità. 1. Prima domanda: che venisse convocato regolarmente ogni 10 anni il Parlamento in modo tale da stabilire e ragionare sugli affari generali come accadeva in passato. Stabilire che cosa? Stabilire il donativo. 2. Che venissero confermati gli antichi privilegi del regno che oramai non erano più riconosciuti. Terza domanda: che venissero nominati negli impieghi pubblici, militari e nelle cariche ecclesiastiche solo sardi di Sardegna. 4. Che venisse fatto un ministero per la Sardegna in Torino. Infine l'ultima domanda, la quinta, che venisse istituito a Cagliari un Consiglio di Stato in modo tale da verificare la legittimità degli affari. Bene, giunta a Torino, la reggia delegazione
era rimasta per alcuni mesi senza ottenere nessuna accoglienza. In sostanza, nessuna risposta da parte del re, anzi non era stata nemmeno audita. Dunque, nessuno vuol sedere. E così in Sardegna i malumori erano sempre più forti, ma ciò che aveva maggiormente mosso la massa popolare era stato l'arresto degli avvocati Bernardo Pintorro e Vincenzo Cabras, i quali erano stati ritenuti rivoluzionari da Vincere. Quindi, arrivati nell'aprile del 1794, avendo capito che la risposta del governo sardo di Piemonte, quindi potremmo dire il governo centrale, non dimentichiamo che la capitale era Cagliari e non Torino. Torino era una capitale amministrativa e residenza dei reali. A questo punto, cosa succede? I sardi di Sardegna avevano portato fuori le armi. Infatti, in seguito all'arrivo delle lettere del componente della Regia Delegazione, ovvero di Girolamo Pizzolo, la notte tra il 28 e il 29 di aprile dell'anno citato, 1794, i cagliaritani avevano attuato la rivoluzione contro il viceré sardo, il quale non aveva controllato la rivolta. Il 7 maggio i 514 piemontesi, guidati dallo stesso rappresentante statale, avevano lasciato la capitale per via marittima. Inoltre le rivolte si erano sparse in tutta l'isola e gli stamenti avevano preso il controllo del governo. Ricordiamo sempre piemontesi, ma sono sardi di Piemonte. A questo punto questa azione degli stamenti era stata una rivoluzione nella rivoluzione, in quanto lo statuto del regno diceva che se il viceré si fosse assentato, per qualsiasi ragione, avrebbe dovuto prendere in controllo la reale udienza. In seguito, il re aveva nominato Girolamo Pizzolo in qualità di intendente generale e il marchese della Planargia, Gavino Pagliaccio, come generale delle armi, in modo tale che venissero sistemate le cose, ovvero i disordini. Nonostante le nomine, il controllo era rimasto nelle mani degli stamenti. Bene, a questo punto, quando è arrivato il nuovo viceré Vivalda, il 6 di settembre del 1794, le cose non erano mutate affatto. Il rappresentante reale aveva approvato e consegnato il potere agli stamenti, ma il popolo era molto concitato e incontenibile. Non per nulla, nel luglio del 1795, in Cagliari venivano ammazzati il Pizzolo e il Pagliaccio. Quindi potremmo dire che la situazione era critica al punto che tra gli stamenti e il re non si poteva più dialogare. Per queste ragioni, tra i rappresentanti degli stamenti, gli esponenti erano le prime voci degli stamenti, si era cercato di tirar fuori qualcosa di positivo. Inoltre, i conservatori sassaresi e i feudatari logudoresi erano preoccupati e avevano pensato di dividere Cabo de Suso, quindi il capo di sopra, da Cabo de Basso, con quello di sotto, in modo tale da rendersi autonomi da Cagliari e governati direttamente da Torino. In Sassari i feudatari volevano scindersi da Cagliari, anche perché volevano mantenere meglio i loro interessi, ma il viceré aveva inviato Francesco Cilocco e Gioacchino Mundula per sistemare le problematiche. Ma invece di porvi rimedio, i due commissari dello Stato sardo avevano riscaldato maggiormente i malumori degli agricoltori, dei messaius, dei pastorisi,
e le rivolte contro i feudatari si erano sparse verso Tiesi, dove avevano bruciato la casa del marchese e altri luoghi. Ma era stato a Sassari che i rivoluzionari avevano fatto tanto baccano, in quanto avevano cacciato i feudatari e imprigionato addirittura l'arcivescovo e il governatore. Quindi un'azione eclatante. Successivamente gli stamenti avevano considerato di andare d'accordo col re e di eliminare il sistema feudale. Il 28 dicembre del 1795 squadroni dei villaggi provenienti dal Logudoro avevano manifestato a Sassari contro la feudalità e si dice che in questa circostanza loro cantassero il famoso inno, oggi inno della Regione Autonoma della Sardegna, procurare moderare del nobile ozierese Francesco Ignazio Mani. Nel sassarese, ormai, le sommosse stavano andando in sfavore dei feudatari e il viceré aveva convocato i rappresentanti dei villaggi in modo tale da capire meglio le dispute con i feudatari. Inoltre, a Cagliari c'erano sempre maggiori problemi, ovvero sia i baroni non pagavano più i tributi. Dunque, viste le cose malconce, il 13 di febbraio del 1796, Vivalda, Zuterrei, paventando che la rivolta peggiorasse, aveva inviato a Sassari il giudice della Reale Udienza, ovvero Gian Maria Angioi, con poteri di alternos. Cosa significa ciò? Pieni poteri viceregi, il quale era stato accolto dalle popolazioni sottomesse come un liberatore. Potremmo evidenziare come per alcuni mesi l'alternos, quindi Gian Maria, aveva cercato di risolvere i problemi tra i feudatari e i vassalli attraverso atti legali. Ma a un certo punto, rendendosi conto che diveniva meno il consenso della classe dirigente cagliaritana, soprattutto l'appoggio governativo, aveva preso dei contatti con delegati francesi in modo tale da mettere in essere un piano sovversivo. Ma nel frattempo il generale di divisione Napoleone Bonaparte cosa stava facendo? Stava invadendo lo stato sardo nel Piemonte. In Sassari, Italia Sussidio, Angioi aveva lavorato tanto per mettere fine al sistema feudale, ma l'armistizio di Cherasco e la pace di Parigi, firmate da Amedeo II di Sardegna, ripeto, terzo di Savoia, il 15 maggio del 1796, avevano lasciato l'Angioi isolato, con al suo fianco pochissimi rivoluzionari, i quali si erano messi in marcia antifeudale verso Cagliari. Di conseguenza, il viceré aveva revocato i poteri di Alternos e si era preparato a combatterlo. Ma è l'8 giugno, data in cui l'Alternos veniva abbandonato anche da quei pochi esponenti del Comitato Rivoluzionario. Udite, scusate, lo stesso 8 giugno il re firmava le famose 5 domande. La discesa a Cagliari si era rallentata presso Oristano, addirittura fermata. Inoltre, il 9 giugno del 1796, l'Angioi veniva bandito, quindi ritenuto contro il governo. Così i moderati, condotti da Efiso Pintor, avevano iniziato a guerreggiare l'Alternos e di conseguenza su Bonesu, quindi il Bonese, era scappato a Parigi, in cui moriva nel 1808.
Tornando ai rivoluzionari, gli amici di Giommaria erano stati condannati da coloro i quali in passato erano gli stessi loro compagni, ovvero moderati pentiti. Potremmo dire che il movimento agioiano si conclude in Logudoro alla fine dell'Ottocento. Per meglio dire, come vedremo fra poco, nel 1799. Bene, i nobili feudatari avevano vinto, sì, ma le cose per i continentali erano malmesse, in quanto i francesi si trovavano a Torino e i sardi di Savoia, i sardi di Piemonte, erano dovuti scappare nella capitale del regno, ovvero a Cagliari. Infatti, il 3 marzo del 1799, quando Carlo Emanuele II di Sardegna, IV di Savoia, era giunto a Cagliari con un'equipe di subalterni, i sardi indigeni gli avevano rifatto giuramento e rifiutato le 5 domande. Ossia, quelle 5 domande per le quali la Regia Delegazione aveva lottato assai. Il re aveva ripreso la via marittima per il continente il 18 di settembre del 1799, quindi potremmo affermare che in codesto periodo si chiude il periodo rivoluzionario dei sardi indigeni contro i funzionari statali sardi continentali. Oggi festeggiamo Sardinia e Sardegna grazie alla legge regionale sarda numero 44 del 1993, in cui si è ritenuto opportuno tutelare, promuovere e valorizzare questo avvenimento, questo giorno, esponendo appunto l'orgoglio del popolo sardo. Ammettiamo anche che sempre la Regione Autonoma per la Sardegna, con la legge regionale numero 14 del 2018, ha dato vita anche, ha ufficializzato, scusate, a Sinode sull'Atributo Sardo di Francesco Ignazio Manno, procura del Moderare, Sapodenari. Bene, si festeggia tanto questa festa dal punto di vista folcloristico, con queste manifestazioni, feste qua e là. Io mi aspetterei che la Regione Autonoma della Sardegna si preoccupasse di mettere in essere una legge e soprattutto di avere i rapporti con la direzione regionale della scuola sarda, anzi per la scuola italiana presente in Sardegna, in modo tale che venga insegnata la storia di Sardegna in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Comunque, non voglio essere tanto critico. Viva il popolo sardo, in buon'ora.